Quest'anno siamo andati in Puglia, per un matrimonio ovviamente. Lo scorso inverno mi chiama Lorenzo, ha bisogno di una mano per un evento in Salento. E allora si parte, direzione Otranto, fra orecchiette e panzerotti, fra spiagge selvagge e tramonti epici. Con me questa volta porto i rinforzi, così dopo il matrimonio, ma in realtà anche prima, ci prendiamo qualche giorno di meritato relax. Io sono carico come un asino e loro invece sono lenti, proprio lenti. Incontriamo Lorenzo ad Otranto. Usiamo il giorno prima l'evento per caricare le pile dopo il viaggio e per fare il punto della situazione per il giorno dopo. La sera facciamo un giretto in città. Io non c'ero mai stato, quindi ne approfitto, faccio un po' il turista. Il giorno dopo ci raggiunge Vittorio, il nostro videomaker, e allora si parte. Sposo e sposa si preparano nella stessa casa, questo è comodo, possiamo tranquillamente seguirli contemporaneamente e soprattutto comodamente. Unico momento delicato probabilmente è il first look, che però va alla grande e con tanta emozione. Poi ci spostiamo a Casina Calò, masseria incantevole con un boschetto che sarà il luogo della cerimonia in cui Roberto e Sezen si sposeranno. Davanti un piccolo altarino immerso nel verde, i due ragazzi si dicono sì. È una cerimonia intima alla quale partecipano i familiari e pochi amici, che prima si lasciano emozionare e poi li festeggiano con un grande calore. È un matrimonio che non vive di etichette. Gli sposi vogliono solo godersi il momento. Li lasciamo fare aperitivo con gli ospiti e ne approfittiamo anche noi per un breve pit stop. E poi facciamo un giro per la location per uno shooting di coppia glamour, intimo, divertente. Ogni angolo è magico, la luce è morbida e gli sposi sono affiatati. Rientriamo per l'antipasto, un arcipelago di isole dislogate per la sala, manco fosse una mostra fotografica. E dopo altro cibo, in piazza per la cena. Per finire la torta sotto una cascata di fuochi. Nel mezzo balli, tanti balli, fra pizzica e tarantelle in un'esplosione di gioia. Un matrimonio fresco e divertente che ha fatto ballare Casina Calò fino a notte fonda. Una coppia speciale che si è affidata a noi per le foto, certo, ma anche per la trasparenza e la fiducia che abbiamo trasmesso loro. Si sono infatti abbandonati, lasciandoci completamente liberi di esprimerci. È stato soddisfacente, è stato divertente. Ed è proprio in queste situazioni, quando ci lasciate liberi di esprimerci, che riusciamo a restituire un prodotto unico, autentico, genuino, artistico. Grazie Lorenzo per questo giro in Puglia e ci vediamo a un prossimo matrimonio. Ciao! È normale che hai solo 3 camere, perché io la quarta dove te la saresti appesa, ti voglio orecchie.